io non credo di inventare nulla, mi limito a riportare, a commentare le affermazioni che volano, anzi che vengono scritte, cosa ancora più grave, pesantissime, tra gli amici di Angelino Alfano e gli amici di Marco Zambuto. La vicenda Barbera, di quel simpaticone di Giovanni Barbera, è sotto gli occhi di tutti. Barbera è stato fino a qualche mese fa un possibile candidato in contrapposizione a Marco Zambuto per conto di Angelino Alfano. Angelino Alfano non lo ha candidato e Barbera, come si suol dire, armi e bagagli, è passato con Zambuto. E ora gli alfaniani indicano il prezzo di questo passaggio. Lo dicono gli alfaniani, non io, lo scrivono gli alfaniani, non io. Il prezzo è la carica di assessore comunale per Bottone e 2 cariche retribuite di revisori dei conti per Barbera e per Patti al consorzio universitario e al lato Gesa 2. Sono fatti estremamente gravi che ci riportano ai periodi peggiori della Prima Repubblica, quando le scelte si maturavano non per idealità ma in cambio, come dire, di guadagni di carattere economico. Poi vi è il resto della giunta, la Rosa che esce da assessore e va ad entrare al consorzio del Voltano, dove si pigliano altre migliaia di euro di stipendi mensili, Muglia che dà spazio a nuovi assessori per queste convergenze elettoralistiche e se ne va al teatro Pirandello, Calabrese che passa dall'avere pronte le firme per la mozione di sfiducia a Zambuto all'inizio di questo mese di novembre, non 10 anni addietro, all'essere l'assessore di maggior peso dell'amministrazione Zambuto. Io ho affetto e amicizia per Marco Zambuto e prima ero certo di proporre a Zambuto quella che mi pare probabile, nella ipotesi che io vada a fare il sindaco, di continuare la sua esperienza amministrativa accanto a me come assessore. Ora credo che lo stress e il timore per il suo futuro politico sta portando Zambuto ad una serie di scelte che sono scelte certamente non tollerate né tollerabili da parte degli agrigentini. Qualcuno mi suggeriva di organizzare l'odierna conferenza stampa accanto ad una giostra a San Leone e diventava una metafora divertente, cioè non è una giunta, è una giostra. Poi una giostra molto cromatica, diciamo, anzi con i colori cangianti, perché non dobbiamo dimenticare che Marco Zambuto ha costruito il rimbasto di agosto 2011, 3 mesi addietro, nella villa di Angelino Alfano con cui era d'amore e d'accordo.